E allora continuiamo il nostro percorso di incontri dei personaggi che ho raccontato nel mio libro. E adesso tocco una corda un po' romantica. Avrei voluto che fosse ancora qui il mio grande maestro di canto Raffaele Catalano, che purtroppo ci guarda dal cielo. Ci siamo incontrati dopo anni con il nipote preferito, che tra l'altro è un bravissimo musicista e ha seguito anche il mio percorso canoro, Piero Catalano. Grazie Gennaro. Caro Piero, dovete sapere che Piero, come me, ha percorso due strade, come racconto nel libro. Hai lavorato con una grossa azienda italiana, la Olivetti, no? Bravo, la Olivetti, tranquillamente, tanto non c'è più. Però era l'anima dello zio musicista. Sì. Tu abitavi a Mergellina e io passavo a sentire le tue prove. Eri giovane. Ero giovane e chiaramente acerbo. Perché no, poi... no, Acerbo no, ho fatto due conosciuto, insomma, Acerbo proprio no. No, diciamo che stavo ancora studiando e poi grazie a zio Raffaele ho incominciato a fare le varie esperienze, mi ha portato a fare il primo spettacolo al Colosimo per poi raccomandarmi a te. E infatti abbiamo fatto qualche serata insieme in qualche locale dove io ho cantato 2 o 3 pezzi napoletani e ho preso un po' l'aria del pubblico, no? Grazie a te. Certo. Con Piero ci accomuna che tutti e due abbiamo fatto la musica non per hobby, non vi fate ingannare, l'abbiamo fatto perché abbiamo scelto un'altra attività che ci dava più sicurezza, ma per fare della musica buona, per non essere corrotti in un mondo, allora, ma come oggi, i discografici ti inculcavano una mentalità solo per fare soldi. Noi abbiamo fatto quello che ci piaceva fare. Io con il canto mi sono realizzato in quello che mi piaceva fare. Pierino è stato ed è un bravissimo musicista. Ma io vorrei che tu ti raccontassi un po'. Allora, prima cosa, non ho studiato mai pianoforte. O perlomeno l'ho fatto per 4-5 mesi. Mi chiedi perché? Perché mio zio Raffaele caldeggiava perché io studiassi. Papà, suo fratello maggiore, caldeggiava perché io studiassi, ma a scuola però. Ecco, certo. Di conseguenza la riteneva una distrazione. A quel punto lì io sono rimasto, ma fedele innanzitutto a mio zio perché gli stavo vicino, incollato al pianoforte, ore, minuti e quarti d'ora. Certo. Avendo avuto modo all'epoca di conoscere Fausto Cigliano, sapere che lui aveva scritto per Nilla Pizzi, che all'epoca andava per le maggiori, e tutti quegli amici, Moxedano, Guido Enrico, che frequentavano casa e che oltre ad essere i suoi amici erano anche i miei un po' più grandicelli. Certo. Quindi io ho cominciato solamente a vedere e mio zio all'età di 4 anni ebbe l'ardire di portarmi al microfono il vostro, allora negli studi del via Monte di Dio, e io, senza nemmeno sapere come e dove, ti mettessi a suonare e mi misi a suonare. Subito dopo, gli applausi, poi volai. Dice, dimmi l'hai fatto, ma non posso morire. Ma a 4 anni, insomma, era lecito. Certo. Tu ed io ci siamo conosciuti a casa di tuo zio. Sì. Mio zio mi chiamava Pierotto e mi disse, oggi pomeriggio vieni a casa mia che devo farti sentire la voce di un giovane mio allievo. 15 anni avresti potuto avere. Sì, avevo 15 anni. E rimasi stupito. E lui mi disse, io continuo su questa strada e zio, non c'è cosa migliore. Le soddisfazioni che lui ti dà saranno anche tue. Certo. Il maestro mi disse, mo parlo con Pierino e magari ti faccio inserire nelle sue serate che fanno in giro e tu canterai 2 o 3 pezzi in modo da fare un po' di esperienza. E io sono venuto da te, tu hai subito accettato, mi hai accompagnato con il tuo gruppo a cantare delle canzoni
qualcuna italiana, e mi ricordo che cantavo con te Anna McCora. Io ti ringrazio perché quella per me è stata molto formativa, non solo perché cantavo davanti a un pubblico accompagnato da voi, ma perché ascoltavo i tuoi cantanti. E ce n'era uno in particolare che ho voluto veramente bene, anche se poi ci siamo frequentati poco, Carmine Morone. Ci tengo a citarlo perché Carmine ancora oggi, che ha la nostra stessa età, è un bravissimo cantante. Io non sono stato mai geloso dei miei amici cantanti, perché in questo ambiente, tu lo sai meglio di me, c'è stata sempre una grande difesa del proprio ruolo. Io invece probabilmente, non lo dico con falsa modestia, mi è mancato un po' di essere meno umile e di farmi sentire di più e vantarmi un pochettino di più, cosa che forse ci voleva. Qual è stato qualche pezzo che ti è rimasto napoletano e che tu ami poi? Sì, allora, premesso che io sono figlio di Napoli, è a Vucchella. Si con manu ciurilla, tu tieni una Vucchella. A Vucchella c'è un aneddoto bellissimo. Gabriele D'Annunzio incontra al Gambrinus Francesco Paolo Tossi. Esatto. E nel parlare la musica, non la musica, a un certo punto Francesco Paolo Tossi dice: tu sarai pure un grande poeta, però non hai mai scritto una poesia napoletana. Gabriele D'Annunzio dice: non ti preoccupare. Stavano seduti ad un tavolino e credo che questo scritto sia ancora al Gambrinus, si può vedere. Si fece portare una penna e sul tavolino scrisse il testo Ravucchella. Sì. Francesco Paolo Tossi la prese e la musicò ed è diventata una delle più belle canzoni napoletane nella storia della canzone napoletana. La canzone napoletana. Sicuramente. Con l'incontro con Piero Catalano ho scoperto che lui ha scritto anche delle poesie. Questo si chiama Cose serie e due risate. Ovviamente facciamo un baratto: tu mi dai 2 libri a me, io te ne do uno a te. Diario di una vita da cantante e spedizioniere. Come ti dicevo, qui parlo di zio Raffaele, di alcuni episodi che chiaramente hanno fatto parte della mia vita. Prima di salutarci e di darti il mio libro, vorrei che tu mi accompagnassi con qualche canzone a pianoforte. Ci proviamo, va. Ci proviamo. Come veniamo. Fontanelle Capemonte, chi sto cuore mi si schianta quando sento i dita gente che si è fatta malamente sto paese, ma perché? Non io non ci credo e more basta smani e torna a Napoli, ma che già fa paura e ci torna. Grazie Perino, grazie amici, ciao, vi salutiamo con Monastero di Santa Chiara.